Benvenuti in questo spazio dedicato all'informazione e educazione sugli animali. Vorremmo con questa serie indirizzarvi soprattutto sulla gestione e sull'acquisto consapevole dei nostri amici animali. Il nostro primo contributo nasce dall'esigenza di indirizzarvi nella scelta giusta dell'animale nel caso voi abbiate deciso di acquisire un nuovo compagno in famiglia. Questo che è al mio fianco è Fossi, un cane trovatello di 2 anni che ci terrà compagnia in questa puntata intitolata La scelta consapevole. Certamente avere un nuovo animale è un'esperienza molto appagante, ma questo comporta molte responsabilità e molto impegno. Troppo spesso noi veterinari ci troviamo a dover gestire animali che vengono abbandonati, restituiti, perché sono impegnativi o perché hanno bisogno di cure. Prima di tutto pensiamo alla motivazione. Perché avete deciso di prendere con voi un nuovo animale? Per curiosità, perché avete bisogno di compagnia, perché magari vostro figlio ve lo chiede insistentemente, oppure perché avete visto alla televisione una pubblicità e per voi potrebbe diventare uno status symbol, un'ostentazione. Questa motivazione deve essere ben diversa e deve basarsi su dei principi che devono comprendere anche una forte responsabilità. Frequenti sono gli abbandoni di animali, non solo di cani e gatti, ma anche di uccelli, tartarughe, piccoli roditori e perfino animali esotici, che spesso ritroviamo nell'ambiente con conseguenze non solo negative non solo per gli animali, ma anche per l'ambiente e per tutti noi. Adottare un animale significa condividere e convivere con lui la nostra vita e la sua vita, che può durare anche 15-20 anni, quindi dobbiamo essere pronti e preparati a dividere la nostra casa con lui, il nostro compagno, per tutti questi anni. Nella scelta del nostro animale conterà molto il tipo di relazione che si va a creare. Infatti, con un cane, un gatto e un coniglio possiamo parlare di relazione, quindi di scambio anche a livello emotivo. Invece, quando andremo a acquistare un acquario, sarà più che altro un tipo di interazione contemplativa. Acquistare qualsiasi tipo di animale è una cosa bellissima, ma non è come acquistare un computer o un gioco per i nostri figli. È un compagno di vita, è qualcuno che entrerà nella nostra casa e modificherà completamente le nostre vite. Quindi sarebbe bello che la decisione dell'acquisto di un qualsiasi tipo di animale fosse presa dall'intera famiglia, tutti insieme. Vi lasciamo con un esercizio pratico. Ecco, prendete un guinzaglio, un collarino, mettetelo in tasca e provate ad uscire 3-4 volte al giorno per 15-20 minuti pensando di essere con il vostro cane. Fatelo per una settimana e poi riguardate questo filmato. Questo piccolo esercizio quotidiano vi farà pensare alla vostra motivazione, alla vostra responsabilità nella gestione del nuovo amico e soprattutto al tempo che dovrete dedicare al vostro animale.